Marco Zabotti e siamo alla vigilia o comunque addirittura d'arrivo di questa nuova edizione del festival. Quali sono le principali novità che il pubblico si deve attendere? Beh, si alza il sipario, quindi c'è la certezza che è la nuova edizione del Festival della Musica del Sacro. 9 concerti, le chiese più belle dell'Alta Marca UNESCO, c'è un consolidato rapporto di collaborazione con l'Associazione Musicale Toti del Monte e Piccola Orchestra Veneta. Partiamo dal Castello Vescovile di Vittorio Veneto, poi ci saranno 2 tappe nelle chiese importanti dedicate a San Francesco, perché quest'anno sono gli 800 anni di San Francesco, concerto finale ancora nel Duomo di Pieve di Soligo, con il concerto dedicato alla memoria del ministro Francesco Fabbri. Quello che è la novità, vorrei dire, è la grande conferma. È una manifestazione che si inserisce a pieno titolo nella stagione clou, insomma, ecco, dell'estate dell'Alta Marca. UNESCO e finora ha avuto una straordinaria risposta di pubblico e noi ci auguriamo che anche per quest'anno sia assolutamente così. Le aspettative che avete per questa edizione? Le aspettative sono importanti, nel senso che speriamo che sia consolidi, addirittura si allarghi il consenso che abbiamo finora ottenuto in questo senso, anche grazie alle grandi sinergie che abbiamo incontrato sempre in questi anni.